Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la 21esima giornata del campionato di eccellenza Girone A, che vede scendere in campo Misil Meri e Cefalù. Le due formazioni si contendono questo pomeriggio piovoso, perché vedete anche voi, probabilmente le nostre immagini, la pioggia che sembra veramente non volerci lasciare. Credo che ci accompagnerà per tutta la partita. Insomma, anche la bellezza delle partite trasmesse è pure questa, ovvero poterla vedere anche in comodità da casa, anche con tempi che sono un po' avversi, diciamo così. Nel frattempo noi lasciamo stare un po' le condizioni meteorologiche, perché è chiaro che bisogna parlare di calcio, perché quando si affrontano due squadre come Don Carlo Misilmeri e l'Ascari Cefalù bisogna parlare di calcio, perché noi come sempre partiamo dalla classifica, perché credo che sia anche quel fattore che può dare maggiori informazioni per il match. Gli ospiti al momento non stanno vivendo una buona stagione, bisogna dirlo, con l'ultimo posto a quota 9 punti, però bisogna dire, come anche quasi per smentire quest'ultima frase, come in realtà la Cefalù ha vinto l'ultima in casa, ovvero contro la Parmonval, con il risultato di 4-1, e dunque è una squadra che, seppur non stia vivendo un momento di forma in campionato chiaramente eccezionale, nell'ultima partita in realtà ha vinto, e quindi quasi per dare un po' delle risposte alla propria stagione, per rimanere ancorati a quella che è questa stagione. È vero, questo campionato chiaramente non è facile, però bisogna sicuramente provarci, ed è quello che farà la Cefalù, che quest'oggi appunto gioca in trasferta contro la temibile Don Carlo Misilmeri, che invece dentro casa è veramente una squadra molto molto forte, perché dei 31 punti che al momento ha collezionato, ben 20 sono arrivati in casa con 6 vittorie, dunque un risultato eccezionale per Don Carlo Misilmeri, che dentro casa sicuramente è una formazione molto molto forte. Mister Napoli lo sa, e difatti schiera una formazione tanto offensiva con sugli esterni Longo e Lavardera come chiaramente esterni di centrocampo. La difesa è confermata a 3 con Aiello al centro davanti al portiere, che invece oggi non è Zoom ma è Di Salvo, che torna dunque al calcare il campo in casa. Al centro diciamo Aiello, poi è chiaro che gioca sempre Alberto Costantino, l'esperienza, la sua qualità è veramente tanto tanto importante. A completare invece ci sarà Rangel Muzzo per il ruolo di centrosinistra. Come centrocampisti abbiamo già detto, a destra agirà Longo, classe 2007, un ragazzo molto molto interessante. A sinistra invece Ivan Lavardera, che sappiamo essere un giocatore di qualità, con destro-sinistro, dribbling, tiri a giro, insomma un giocatore completissimo, e che nell'ultima in casa contro il Marsala, che vi avevo commentato proprio qui su Sportisili, la sua assenza si è sentita, e anche tanto, perché Lavardera è un giocatore, forse non me ne vogliono gli altri, ma tra i più importanti forse di questa squadra, perché è un giocatore capace di giocare sull'esterno, ma di venire dentro il campo, aiutare anche in fase difensiva. Insomma, un giocatore completo, Lavardera, che questo pomeriggio scenderà in campo sulla fascia sinistra. Solitamente c'è Pellegrino in quella fascia, ma oggi gioca lui, con a destra invece Longo. In mezzo al campo invece agiranno il capitano Stefano Cernia, miglior marcatore della squadra, poi anche Luigi Mendola, e infine Giuseppe Romano come play. Lo conosciamo molto molto bene, è un play intelligente, di qualità, molto giovane, perché bisogna sempre ricordare l'anno 2005, insomma tanta qualità per questo calciatore. E abbiamo detto quindi Mendola e Cernia a completare saranno ai suoi fianchi. Infine l'attacco è formato da Manfred e Gaia, che sono due attaccanti molto esperti per la categoria e con tanti gol alle spalle. D'altro invece vi leggiamo anche l'Ascari Cefalù, perché in porta c'è Falibà come numero 1, poi come numero 2 abbiamo Francesco Ventura, Antonio Portera, Sanchez Ortiz, che dovrebbe giocare come vertice basso, come play di questa formazione, poi Gaetano Gatta, Gabriele Lampo con la maglia numero 6, numero 7 per Francesco Arena, con la 8 Alessandro Mantegna, 9 per Justice Boeciu, 10 Gonkuk Orara, e infine come 11 Nicolò Corsino. Nel frattempo, con la musica classica, ormai l'inno della Don Carlo Misilmeri che ci accompagna, noi vi regaliamo anche queste immagini con le due squadre che stanno entrando in campo. Sempre un inno bellissimo quello del Misimere, e sfido veramente un po' tutte le squadre di eccellenza ad avere un inno, o comunque un inno così bello come questo, perché è veramente meraviglioso.
faccio i complimenti anche a colui che l'ha scritto e l'ha cantato, perché insomma veramente molto molto bello. Nel frattempo i giudici ci danno le spalle, ma chiaramente lo fanno soltanto per il fischio da parte di direttore di gara. Poi fino al fischio di gara adesso si gira infatti tutti Cerniglia, si gira anche dall'altro lato capitano con la maglia numero 3 Antonino Portera. Tanto noi vi mostriamo il nostro scoreboard, il risultato chiaramente di 0-0, ma vedremo se ci saranno dei gol. Parliamo dei gol e dunque iniziamo anche a parlare di quelle che sono le statistiche, perché sono 33 i gol fatti dal Don Carlo Misilmeri, nonché il terzo miglior attacco del campionato, non male visto chi c'è davanti, e 21 invece i gol subiti. Dall'altra parte invece l'Ascari Cefalù si ritrova con 14 gol fatti, 46 subiti, dunque peggiore attacco e peggiore difesa, non benissimo sicuramente da questo punto di vista, possiamo anche dirlo, per una squadra che, ripeto, è in salute, ha vinto 4-1 con la Parmonval e dunque si candida comunque a una partita importante. Vediamo infatti le due squadre in cerchio, perché bisogna fare un minuto di silenzio per la morte del 19enne Francesco Costa, e infatti si va proprio da quelle parti. Vediamo anche infatti uno striscione molto bello da parte del pubblico di casa che vuole ricordare questo giovane ragazzo che purtroppo ci ha lasciati, però il minuto di silenzio forse non c'è, solo semplicemente però forse verrà fatto adesso. Vediamo quando sarà questo minuto di silenzio, lo attendiamo. Probabilmente già adesso. E dopo il minuto di silenzio per ricordare Francesco Costa, 19 anni, che purtroppo ci ha lasciati troppo presto, inizia anche questo match con Costantino subito con il rilancio in avanti a cercare Manfred, che viene anticipato. Poi c'è fallo, fischiato subito, intervento di Orarà, dichiarato dal signor Giovanni Davola di Caltanissetta come un intervento falloso. Dunque avevamo già disegnato lo scacchiere di Mister Napoli, lo confermiamo con la Vardera a sinistra, Longo a destra come esterni di centrocampo, in mezzo al campo invece Cerniglia con Romano e Mendola, in difesa Costantino, Muzzo e Aiello che gioca come braccetto di destra, in porta chiaramente Di Salvo. E poi nel frattempo Corsino qua si fa una grande corsa per cercare di recuperare questo pallone dopo averlo intercettato, e dunque sarà rimessa a laterale per Don Carlo Misilmeri. Vediamo Muzzo che andrà probabilmente da Di Salvo, infatti era scelta giusta. Campo che sembra aver tenuto molto bene effettivamente, ma tanta pioggia che c'è stata in mattinata ma anche in serata nella giornata di ieri, chiaramente in nottata, però sembra che sia tutto ok. Il manto effettivamente è molto nuovo e anche in ottime forme, possiamo dire così, e di conseguenza sembra che giri benissimo il pallone. Mendola con il mancino tiene la palla in campo, Gueye cerca di girarsi nonostante la pressione di Ventura, poi palla verso la Vardera, chiude la strada in anticipo e l'Ascari Cefalù. Adesso vediamo anche la stazza di Lampo, che è un giocatore, gioca in difesa, al momento si sta marcando capitano Cerniglia, se non abbiamo visto male. No, sta marcando Manfredo, scusa. Ragazzo di classe 2004, molto molto alto, insomma chissà che non sia una delle soluzioni per il gioco della Cefalù. Corsino invece lo vediamo come mezzala di inserimento, mai numero 11, di davanti invece
i dubbi sono veramente pochi, perché giocano Orara e Boeciu come tandem di attacco, al toto invece che Ye e Manfred, dicevamo, sono chiaramente i due termini all'offensiva. Intanto sbaglia Corsino sulla pressione ottima di Mendola, che gli mette anche un po' di timore. Infatti il giovane classe 2005 ex Athletic Club Palermo, scorso anno under 19, c'è qualche apparizione con l'Athletic. Dopo l'Athletic, ricordiamo, la giornata di ieri uscita sconfitta contro lo Sciacca, risultato di 0-1, invece ha vinto il Gela, andando ad assottigliare quella che è la distanza tra le due formazioni. Palla che rimbalza, Manfrella insegue con l'ampola, tocca lo stesso difensore, poi Mendola la porta sul mancino, vuole calciare direttamente tra le braccia però di Ba, che va subito in avanti a cercare lo scatto dei compagni. Troppo lungo questo pallone verso Francesco Arena, classe 98, che infatti è costretto a farlo andare fuori. Dicevamo quindi davanti alla difesa, anche nella nostra intro, c'è Sanchez Ortiz, classe 2004. Vediamo qui andare a marcare Gueye. Chissà che questo non sia stata uno schema deciso già dall'inizio, perché effettivamente potrebbe essere un giocatore che possa dar fastidio all'attaccante. Aveva tanta esperienza, dicevamo. Tanto Di Salvo, Aiello, c'è Costantino vicino a lui, si allarga Mendola, che infatti chiede il pallone, lo riceve in questo istante. Mendola in verticale per la Vardera, scappa in questo caso Avventura, la Vardera entra dall'area di rigore, la Vardera può calciare con la punta, viene fermato, poi si chiedeva forse un intervento da parte di direttore di gara, forse per un tocco con il braccio, non c'è nulla. E dunque prima occasione da gol dopo 5 minuti, l'avevamo detto con Ivan Lavardera, che effettivamente con quella posizione di esterno sinistro viene tanto in mezzo al campo, si gioca anche tanto largo, insomma è sempre una spina nel fianco per la formazione, per tutte le formazioni che l'affrontano. Arena mette giù un pallone complicato, Lavardera, e qui continuiamo a dire, perché nella nostra vita abbiamo parlato tanto di Lavardera, abbiamo detto che è un giocatore utile in fase offensiva ma lo è anche in fase difensiva, ed effettivamente qui cosa fa? Recupera un pallone, perché con un intervento spalla a spalla regolare, energico, è vero, ma regolare, riesce a fermare Arena, e dunque sarà rimessa laterale con Muzzo, che però chiede forse a un compagno di girarsi, credo Manfred. Palla di testa, sempre la Vardera la spizza, poi allontana come può Ventura, la mette giù qui Orara, anzi Boeciu, chiedo scusa. Ortiz allarga il gioco da Lampo, buona giocata qui da parte del centrale, che poi si incunea dentro il centrocampo delle Misilmeri e fa una scelta probabilmente sbagliata. Gueye, ottimo qui il suo dribbling, poi palla in verticale a cercare lo scatto, però il gioco è fermo perché c'è una posizione di fuorigioco. Si attacca dunque sotto la curva delle Misilmeri, quella dove c'è il pubblico sempre posizionato lì, pronto più che mai a dare forza ai propri beniamini. Nel frattempo calcio in posizione con Gatta verso Lampo, brutto il passaggio, non riesce a tenerlo in campo il capitan Portera, che gioca lui infatti come dovrebbe essere infatti una difesa a 3 con sì, è una difesa a 3, un 3-5-2 con Corsino, che in realtà ha una posizione un po' variabile, da mezzala ma anche un po' da trequartista, però più mezzala probabilmente, con Portera che gioca a largo a sinistra, a destra invece abbiamo Arena, in mezzo alla difesa c'è Gatta al centro, Lampo a sinistra e Ventura come braccetto di destra. In mezzo al campo invece gioca Ortiz con Corsino e Mantegna. Dalla panchina invece Nicoletti, l'ultimo arrivato in casa Cefalù, buon acquisto vista la sua esperienza, seppur molto giovane, classe 2005, tra Salernitana, Castrovillari, insomma un giocatore anche Sciacca, dimenticavamo. Fermato qui Mendola, buon lavoro da parte di Arena dopo l'aiuto di Ventura, scivolata, non ne può nulla Ortiz, poi la Vardera nasconde il pallone e qui brutto fallo da parte di Ventura, rischia anche forse un giallo, vediamo, no, chiede subito scusa, un intervento un po' scomposto da parte del numero 2 che un pochettino effettivamente ha rischiato un cartellino, ma il direttore era tanto vicino, il signor Davola, diciamo, della sezione di Caltanissetta. Chiudono invece la terna arbitrale il signor Armando Rando di Messina e il signor Enrico Oteri, sempre di Messina. Dunque, uno di Caltanissetta, due di Messina. Questa è la decisione della federazione di
a segnare le designazioni per questo match tra Misilmeri e Cefalù, che ricordiamo vede affrontarsi la quinta della classe, il Misilmeri, con tanto palla al centro, cercare la deviazione aerea che c'è stata, però c'è stata anche una posizione di fuorigioco segnalata dalle guardalinee. Dovrebbe essere stato Aiello, forse, a deviare questo pallone. Dicevamo quindi la quinta della classe contro l'ultima, una stagione veramente negativa per l'Ascari Cefalù, che però nell'ultimo match, ricordiamo, ha vinto contro la Parmonval. Nei 9 punti conquistati solamente uno è arrivato in trasferta, dunque non una squadra da trasferta è l'Ascari Cefalù, con in questo momento Faliba che cerca di far alzare i compagni e va lungo. Testa di Cerniglia, prova l'aggancio che riesce comunque ad appoggiarla dietro, poi si lotta con il Lampo che lo vediamo già più volte uscire un po' da questa posizione. Lui parte chiaramente come centrale, ma poi si alza un pochettino per un po' scomodare, diciamo, dei campionissimi, un po' alla bastoni, si alza per dare un appoggio in più e anche quella proprietà per poter creare qualche occasione e anche per permettere chiaramente a Capitan Portera di salire sull'occhio di sinistra, che non è mai una scelta sbagliata, perché comunque può dire la sua. Lo scontro su quella fascia è con Longo, un giocatore sì molto interessante, molto bravo, però anche giovane, un giocatore giovane che dunque pensiamo che forse un po' di più alla fase offensiva viste le sue caratteristiche, e dunque da quella parte secondo me il Cefalù deve comunque provare ad attaccare, perché potrebbe esserci qualche spazio in più rispetto invece sulla sinistra del Misilmeri, in cui la Vardera sappiamo che gioca un po' in quella posizione ormai a memoria da anni e di conseguenza conosce tanto bene. Intanto insegue il pallone Lascari Cefalù con Justice Boeciu. Cerniglia, chiedo scusa, la mette sulla verticale perché sa che c'è Gheie che può crossare, buono il cross di dentro per Manfredi di testa e la palla esce di pochissimo, ma buona qui l'azione del Don Carlo Misilmeri. Dopo 10 minuti ha sfiorato questo gol con il cross di Gheie e il colpo di testa di Manfredi, palla fuori, non di molto. Mister Boncore sta un attimino caricando i suoi, forse non gli è piaciuto l'atteggiamento di questi primissimi minuti. Scontro Mendola e qui prova veramente un super gol con il mancino, può farlo, però ci sono ben 2 calciatori a terra e dunque bisogna un attimino fermare il gioco. Dopo 11 minuti il risultato è di 0-0, una gara comunque subito molto interessante, con la prima occasione che è stata di Ivan Lavardera, che sull'out di sinistra aveva puntato la difesa riuscendo anche a passare, poi con la punta ha provato una conclusione quasi da futsal. Noi che di futsal insomma ce ne intendiamo anche abbastanza, perché sul canale di Sportisi ci sono insomma tante squadre che vengono seguite da questa redazione, una su tutte. Partiamo chiaramente dal Mistral in Serie B, si passa poi in C1 con il 3M Calcio a 5, con la Merlo, che stanno facendo comunque 2 grandi stagioni, fino ad arrivare al campionato di C2 con Futsal Emiri e il Palermo Futsal Club, che ricordiamo anche prima della classe, seppur la sconfitta di ieri contro l'Altofonte abbia un attimino messo un po' di timore, perché Pioppo è là vicino, insomma, un punto distante, con il big match che ricordiamo sarà l'8 marzo sempre qui sul canale di Sportisili. Abbiamo approfittato per dare anche delucidazione sul mondo del calcio a 5, calcio a 11 ce n'è tanto in eccellenza. Don Colombo Misilmeri è una delle squadre di fatti della galassia, utilizziamo questo termine, Sportisili, con Romano che adesso deve rimettere il pallone in campo e qui lo restituisce, no, perché il gioco era probabilmente del Misilmeri, quindi palla che non va restituita. Nel frattempo Corsino prende forse un colpo al volto, però si è alzato molto velocemente, quindi fortunatamente è stato un colpo probabilmente verso la spalla. Tutto ok, fallo comunque di Lavardera e calcio di punizione. Andrà Gatta, chiama Ventura che infatti si gira e prende il pallone, rilancio, cerca delle torri lì davanti, in anticipo c'è Muzzo, poi Mendola la meglio con il fisico, palla mancina che gli scappa e qui Lampo prova
un anticipo, forse c'è il giallo, vediamo. Infatti è giallo per Gabriele Lampo. È anche molto arrabbiato, per utilizzare un eufemismo, mister Boncore, che dice probabilmente che non c'era motivo lì a centrocampo di andare a provare un anticipo e poi un conseguente fallo, però Gheì ha fatto un grande movimento perché ha fatto finta prima di andare sul pallone e poi in realtà l'ha fatto passare con una finta di corpo molto molto bella e lì Lampo lo ha travolto, giallo giusto, calcio di punizione, è partito benissimo Gheì. Mendola, rilancio lungo per Manfred che l'aggancia. Manfred fuori gioca ancora, e già diverse volte è stato segnalato la posizione di offside, dunque la Schiacciafolo ovviamente sa che si cercano tanto le punte, quindi cercano di metterle anche in fuorigioco. Non è una tattica facile, però se ben fatta può essere molto molto importante. Va lungo, Cosentino di testa, si lotta a centrocampo, ancora una volta contrasto con Cerniglia che ha avuto la peggio, ma in questo caso ha anche subito il fallo. Poi ora Ra si mette davanti, ma si batte dietro da Cosentino verso Muzzo. Lavardera, Cosentino non vuole rischiare nulla. Aiello, palla in verticale su Cerniglia, la tocca un pizzico poi Longo, proprio davanti la panchina di mister Tommaso Napoli. Adesso rimessa con le mani, vuole le traversone, c'è stata anche una deviazione, vediamo se evitano il calcio d'angolo. Sì, invece no, è calcio d'angolo, non l'ha evitato e dunque corner per il Misilmeri con Romano che è lo specialista di questi calci piazzati. È una soluzione interessante perché sale uno su tutti Cosentino, ma anche Manfredi e insomma sono abbastanza importanti sul gioco aereo, anche Mendola chiaramente, pure Aiello. Rimangono giù alcuni palla lì, Cosentino la tocca, però ancora una volta la palla va in porta con Aiello che l'aveva spedita in rete, ma il gioco era stato fermato già precedentemente con un fischio abbastanza udibile del signor Davola. Ventura, palla lunga a cercare lo scatto di Arena che la mette sul secondo palo, non arriva nessuno. È una palla anche abbastanza interessante perché quasi da calcio a 5 potremmo dire, un po' continuiamo a parlare di calcio a 5, ma oggi è calcio a 11, ma insomma è una palla che ricordava tanto quel tipo di occasioni. Sarebbe stata la palla facile poi da spedire in porta. Cosentino, Muzzo, Cosentino, Aiello, testa, poi centrocampo si lotta con Lampo, questa cosa l'ha spizzata, poi Cerniglia, Lavardera, cercare Gheì di testa, la tocca anche lui e liberare Manfred, ci arriva, vediamo, calcio Manfred! E cosa stava per combinare? Ed effettivamente anche lui stesso ha capito che stava per fare un gol un po' alla Van Basten, è vero, Van Basten lo fece col destro dall'altro lato, però insomma conclusione abbastanza simile, palla fuori, non di molto. Sarà rimessa laterale. Aiello con le mani di testa Lampo, sempre molto importante nel gioco aereo. Ortiz qui fa una bella giocata, poi con la punta la tocca per rubare il tempo. Mendola però è molto bravo perché riesce a intercettare. Romano si guarda intorno, poi il taglio da parte di Manfred e ancora bravissimo a intervenire, però c'era ancora una volta una posizione di fuorigioco. Si lavora tanto su questo tipo di azioni e la Schiacciafolo al momento sta difendendo con questa tattica. Sono due palloni in campo però, infatti uno lo butta fuori, Corsino poi ne stoppa diciamo uno, stoppa si va per dire perché ricordiamo Corsino ex Athletic Club Palermo, scorso anno una grande stagione con la formazione rosanero, arrivata fino al secondo posto, con il primo posto invece per il San Giorgio Piana, ragazzi che avrebbero meritato veramente tanto la vittoria del campionato, ma altrettanto sono stati bravi quelli del San Giorgio Piana che nonostante
la rincorsa proprio di Cleve Palermo, non riusciti a resistere vincendo il campionato. Si aggrappa Manfred con Gatta, buon lavoro perché alle spalle vede l'inserimento di Longo che può arrivare. Bacque sempre in anticipo, esce tanto bene il portiere, esce anche soprattutto tanto perché lo vediamo molto spesso non tra i pali ma un po' più laterale ed effettivamente fa bene perché ruba il tempo a Longo, lo anticipa e dunque dopo 18 minuti la gara è ancora sullo 0-0. Lampo lascia correre il pallone, adesso rilancio con il sinistro, l'anticipo però netto da parte di Costantino con Aiello rimasto giù. Cerniglia, poi Gueye, Lampo. Poi un urlo da parte di Cerniglia, c'è anche un fallo giusto, sanzionato dal signor Davola, quindi calcio di punizione. Si cercherà di alzare un po' il baricentro, anche Mister Napoli lo sentiamo con la sua voce inconfondibile. Oggi sembra particolarmente calmo, ma credo che tra un po' un attimino si possa scaldare tra la panchina. Sappiamo un allenatore molto energico, grande idea di calcio con questo suo 3-5-2 dove ha portato effettivamente i frutti perché Misimeri comunque gioca molto bene. A volte forse non concretizza lì davanti per un po' di sfortuna, però in realtà dal punto di vista del gioco non gli si può veramente dire nulla. Già oggi 3 occasioni importanti da gol, non è andata in rete, però con occasioni come esempio quella di Manfred, se lì prende la porta e gol, insomma non può nulla va. Quindi un po' di sfortuna, anche in precedenza sempre lo stesso Manfred con un colpo di testa, la palla è uscita veramente di poco, da lì se prende la porta anche lì va, può veramente poco perché è molto ravvicinato, quindi insomma un po' di sfortuna lì davanti, perché poi in realtà la mole di gioco c'è e come se c'è. Aiello con le mani va incontro Longo, i due non si capiscono però il tempo continua a piovere, aveva un attimo smesso in precedenza, adesso invece è tornato un po' la pioggia. Poi nel frattempo qui non si capiscono Orara e Baciù. Arena. Poi cambio. Ordino il signor Davola. Si stanno cercando un po' gli attaccanti Boiciu e Orara, però al momento non hanno lavorato benissimo. Corsino ruba un bel pallone, Corsino con l'esterno apre per la conclusione, palla dentro e poi fuori gioco. Era giustissima qua l'occasione creata dall'Ascari Cefalù con Corsino che ha fatto un grande lavoro in fase di interdizione rubando il pallone, poi con l'esterno aveva aperto effettivamente nel modo giusto per Boiciu. Palla sul secondo palo, però fuori gioco. E dunque fa paura anche l'Ascari Cefalù quando attacca, perché lo ha dimostrato in questa circostanza. Cossentino non rischia nulla, Mendola, vediamo tanto giù al momento Mendola, l'editore è tanto muzzo, però forse bisognerebbe spostarlo leggermente più avanti con un giocatore dotato di grandi inserimenti, soprattutto senza palla, e quella un po' la sua giocata migliore, la sua giocata preferita. Insegue la Bardera, poi insegue anche Gueye su pallone di Arena verso Ba. Accorcia Gatta, ma Ba preferisce andare da Lampo, al momento anche l'unico ammonito di questa partita. Pallone lungo, la controlla come può Portera, poi c'è uno scontro successivo, ma non è sanzionato dal signor Davola e dunque si continua con la rimessa laterale e dovrebbe essere davanti la panchina proprio dell'Ascari Cefalù con Aiello che infatti prende il pallone adesso, guarda i compagni, però non c'è nessuno che si fa vedere adesso Cerniglia, ma si è anche girato. Pallone lungo, insegue Manfred, c'è Gatta però in anticipo, anzi Ventura in anticipo, che ha anche aiutato nell'uscita il portiere Ba, che adesso palleggia un po',
stile cestistico, e chiama i compagni in avanti perché il rilancio è lunghissimo, va direttamente la difesa delle Missile Mate, Aiello è molto alto, infatti la tocca, poi Lampo, palla fuori, non ne riesce nel controllo, il possente difensore centrale, diciamo molto giovane, classe 2004, e anche tanto alto, insomma, il suo lavoro lì può essere tanto utile. Lampo ancora di testa, non precisissimo, riesce comunque a servire i compagni con Ortiz che dà un pallone complicato verso Baca, infatti la rinvia un po' come può, cercando di allontanarla il più possibile. Testa ancora di Longo, poi nuovamente Cerniglia, poi Gheie mette una pezza, Mendola la controlla, poi prova forse un passaggio alto verso la Vardera, la controlla anche lui, sceglie l'interno, guarda i compagni, cambia lato, no, decide di stare sempre su Muzzo. Costantino, poi c'è il Romano, sbaglia perché viene attaccato dall'avversario. Corsino, palla in verticale, l'appoggio di Orarà, poi ancora Corsino, questa volta ha un po' esagerato il giocatore in maglia numero 11 con questi palloni, aveva fatto bene in precedenza, era una giusta idea, poi dopo forse avrebbe potuto fare qualcosa di più e soprattutto qualcosa meglio. Con le mani vediamo Aiello. Gioco fermo, con il pallone viene restituito adesso con Aiello con le mani. Vediamo se Romano accorcia un po' la sua posizione, sembra di sì. Questo va un po' più lungo, infatti si va a cercare Cernia, poi Aiello spazza senza badare allo stile. Lampo sembra in anticipo, ma attenzione anche Ie perché è tanto veloce, Lampo però se ne accorge, infatti stoppa il pallone e poi spazza come se non ci fosse un domani, cercare Portera che la tiene pure in campo. No, non la tiene in campo. Era vicinissimo alla panchina di Mister Boncore, ma andrà alla Vardera, che adesso si sposta a destra. E invece vediamo Longo a sinistra, quindi questo è il cambio di Mister Napoli, e dopo 25 minuti ha preferito cambiare lato e forse abbiamo anche capito il motivo. Proviamo a spiegarlo. E il motivo credo sia per l'ammonizione precedente sul Lampo, che giocando come braccetto di sinistra, e la Vardera sappiamo che punta tanto, anche con grande qualità, potrebbe portare il numero 4, il numero 6 della formazione ospite, magari a stenderlo lì dove magari non riuscisse con le buone, e dunque prendersi anche il doppio giallo. O comunque Lampo adesso deve stare molto attento perché ha una gigantesca taglia sopra la testa, che significa ammonizione, dunque deve evitare qualsiasi tipo di contrasto perché significherebbe lasciare indici suoi e non sarebbe una buona cosa. E con la Vardera sicuramente si va un po' ad alzare il rischio di questa cosa. Ora Ranne cerca il cross, fermato. Sarà calcio d'angolo. Vediamo chi batte, dovrebbe essere Arena. Infatti si prende il pallone, salgono un po' tutti, Lampo uno su tutti. Vediamo anche Gatta, Ortiz dentro la di rigore, rimane Corsino, che la sua velocità sicuramente può essere importante in caso di ripartenza. Cross di Arena sul secondo palo, la palla rimane lì, poi allontana come può il Misil Meri, si chiedeva un tocco con il braccio, ma non c'è nulla, palla che termina fuori. Poi Ventura qui da giocatore più esperto dice al compagno Corsino di giocare con più calma, ma di stare un po' più tranquilli. Palla intanto dentro con Di Salvo che va lunghissimo a cercare Manfredi, testa anticipato però da Ortiz, palla ancora riportata lì, Lampo preciso verso Portera, poi Ortiz la tocca, poi molto arrabbiato Mister Boncore, non abbiamo capito il motivo però. Va Aiello con le mani,
Poi fallo, povemente la trattenuta e dunque calcio di punizione. Si cambia lato, adesso si va da Muzzo, c'è vicino a lui anche Mendola, lui preferisce andare con il destro direttamente sul secondo palo verso Gheie, la tocca invece Portera, poi c'è stato anche un fallo in attacco e dunque calcio di punizione, forse fuori gioco, non abbiamo capito, poi c'è stato anche una scaramuccia in questo caso tra due giocatori con Manfred e Gatta. Però tutto ok adesso, fortunatamente non ci sono problematiche, quindi andrà lungo a battere questo calcio di punizione. Non abbiamo capito se è stato fuori gioco o se invece è stato un fallo in attacco. Fatto sta che comunque si ricomincia sempre con un calcio di punizione, testa a Romano. Poi Cerniglia corre per prendere il pallone, non ci arriva e dunque palla in rimessa laterale. Ci ha provato il capitano qui a recuperare questo pallone, ma era effettivamente in velocità, in accelerazione, dato anche dalla pioggia che continua, ricordiamo, a farci compagnia in questa diretta. Portera con le mani trova testa ancora di Romano, poi lo stacco di Costantino e l'anticipo di Muzzo, poi viene allontanato da Aiello, la mette giù Ortiz che allarga con il destro a cercare Arena. Adesso Longo con le mani ha fretta di battere, ma adesso forse si ferma, infatti fa così, lascia Muzzo che ha una rimessa anche un po' più lunga, asciuga il pallone per quel che si può e va lungo, testa saltato Longo, poi Muzzo mette giù Manfred molto bene, si gira qui, bravo bello il lavoro da parte di Arena, poi allontana Ventura senza badare allo stile, Aiello con il petto c'è in anticipo anche su Bochua che ha provato a anticiparlo. Boichuk, scusa. E palla fuori con Lampo che la prende adesso. Diciamo che si gioca un po' col cronometro. Cefalù potrebbe anche andare bene un pareggio in realtà quest'oggi, perché è un campo complicato quello Don Carlo Misilmeri, dunque per salvarsi anche un punto preso quest'oggi potrebbe essere importante. Romano di testa, Manfred la tocca, poi spazza Portera come può. Sarà quindi rimessa laterale. E poi calcio di punizione, intervento irregolare da parte, se non abbiamo visto mai, di Oraran. Fallo sì di Orara e quindi calcio di punizione, ma il signor Davola dice di battere leggermente più indietro, quindi Romano insieme alla Vardera sistemano il pallone con quest'ultimo che probabilmente andrà lungo verso il secondo palo. Vediamo salire Costantino, c'è anche Mendola, Aiello, Gheie, insomma tutti un po' a trenino come si suol dire. Anche Manfredo la di rigore con Gheie che al momento non ha nessuna marcatura, ma credo che adesso verrà marcato. La Vardera va sul secondo palo proprio per Gheie che è rimasto invece solo, però c'è un fuorigioco con l'applauso da parte di Lampo che si congratula con la chiamata dei due assistenti. E adesso andrà a battere la punizione, tanti fuorigiochi e questa è già una chiave della partita, perché Don Carlo Misilmeri è una formazione che attacca tanto, però lo fa in maniera errata in questo caso, perché sempre sul filo del fuorigioco ma un pizzico oltre, e dunque tutte le chiamate sono arrivate sempre per diciamo allontanare quelli che sono gli attacchi biancorossi. Qui fa un bel lavoro Orara, tiene il pallone Boichu cambia lato, poi stacca Costantino e Longo allontana come può. Lampo la controlla molto male, qui c'è stato anche
l'urlo da parte del portiere Ba, che effettivamente ha detto Lampo sei solo, abbiamo sentito pure noi, insomma. Lampo invece non ha rischiato, forse non ha sentito l'invito del compagno e difatti ha allontanato il pallone come ha potuto, però insomma poteva fare sicuramente molto molto di più. Una buona gara, al netto però di una munizione un po' ingenua, possiamo dire. Manfred, buon lavoro qui a mettere giù il pallone, libera Amendola che cerca la porta. Tiro decisamente da dimenticare per il numero 20, centrocampista da tanti gol in eccellenza. Per lui anche un campionato vinto in Serie D con la maglia del Palermo. Fa parte infatti della rinascita della squadra del presidente Dario Mirri, chi invece ha giocato nel Palermo ma non faceva parte della rinascita è Alberto Cossentino, che è anche il vice capitano di questa formazione, nonché centrale difensivo leader della squadra. Quindi calcio di punizione. Andrà a Lampo sicuramente una battuta lunga. E infatti è così, di testa salta più un altro Mendola, poi il Romano. Palla che rimane in campo, Muzzo la aspetta e poi scivola. La palla era già fuori. Messa con le mani, con il petto Orara. Poi la tiene lì Arena, cerca un cross sul secondo palo, ma è sbilenco e di conseguenza facile preda di Lavardera, che fa correre Gaye, che è molto veloce, se punta Lampo che è anche già ammonito. Gaye, vediamo progressione, palla al piede, sceglie il destro, poi appoggia per il capitano e palla ancora dentro, ma c'è sempre una posizione di fuorigioco da segnalare. Dunque ennesimo fuorigioco della partita. Non abbiamo contato i fuorigiochi, però sono veramente fuorigioco, ma sono veramente tanti. Gaye si lamenta un po', dice gliel'ho data prima che andasse in fuorigioco, non è d'accordo Gaye. Da qui sfortunatamente è un po' difficile riuscire a capire se effettivamente avesse data prima o dopo, ma ci fidiamo chiaramente della decisione da parte del direttore di gara, che è molto sicuro ha segnalato il fuorigioco. Lampo proprio davanti alla panchina delle Misilmeri, va a lungo con le mani, testa però Lavardera, sarà ancora rimessa, guadagna quindi qualche metro in questo caso il Lascari Cefalù, con Portera che asciuga il pallone per come può, perché chiaramente con questa pioggia non è facilissimo. Testa di Cerniglia, poi che gli va giù, Lampo commette fallo ancora, uno scontro che vedremo probabilmente per tutta la partita, che gli è contro Lampo. Cosentino, c'è largo Muzzo, non lo serve, preferisce andare da Mendola, la controlla col mancino, appoggio 1-2 con Manfred, poi cerca forse un tiro, ma probabilmente era un lancio, un assist, forse perché gli è, infatti applaude il compagno, dice ok, va bene, continuiamo così. Ghi comunque è un grande leader anche nello spogliatoio, perché si vede come insomma carichi i suoi compagni, visto anche col Marsala, l'ultima in casa, dare consigli anche a Longo soprattutto. Ortiz, Manfred, qui Ventura mette una pezza come può per la deviazione, favorisce comunque Gaye che può attaccare la porta, va sul destro, lo salta nettamente, Gaye traversa sul secondo palo, forse un po' troppo lungo, ci arriva Longo, qui col tacco anche molto bravo, perché l'ultimo a toccare è proprio il giocatore ospite, sarà quindi rimessa laterale. E va Longo quindi a battere la rimessa, no, lascia a Romano, no, invece non batte lui. Longo con le mani, testa di Manfred, secondo palo sbucato, Cosentino, poi Gaye cicca la conclusione, ora è sul destro, vediamo traversone, ancora una volta
fermato da Gatta, che ha lasciato la sua posizione di centralissimo di difesa per andare un attimino ad ragazzi, no, che scusa, era Mantegna, non Gatta, abbiamo visto male, era Mantegna che è andato a chiudere. Nel frattempo vediamo ora Ra qui vicino a noi con Longo in marcatura, sarà però calcio d'angolo. Nel frattempo Aiello con Boeciu, schema la versione di Romano a cercare poi le torri lì davanti, l'anticipo, adesso la Vardera, buon lavoro di Arena che si mette davanti, si becca anche un intervento irregolare e di conseguenza calcio di punizione. Bella giocata da parte di Arena che prima ha recuperato il pallone, poi si è pure preso un calcio per prendersi un calcio di punizione e dunque fare risalire i suoi. Quando siamo arrivati al minuto 39, per chi si fosse sintonizzato in questo istante, secondo gli sportivi, una gara al momento molto divertente, 0-0, ma non fatevi ingannare dal risultato perché in realtà le occasioni ci sono state, più di stampo biancorosso e insomma non ci stiamo annoiando. E sarà ancora occasione importante per il Ascari Cefalù, calcio d'angolo, ne abbiamo visti tanti per il Misilmeri, adesso anche gli ospiti si fanno vedere con questa possibilità. Il secondo, vediamo Arena che come il precedente batterà forse sul secondo palo, vediamo, infatti va sul secondo, per sbuca invece Mantegna, la prende col piattone, ma era molto complicato da lì fare bene, anche fare gol. Di Salvo stava coprendo il palo, c'erano anche due difensori vicino a lui. Avrebbe dovuto prendere una traiettoria un po' complicata da quell'angolo. Costantino, Muzzo la controlla, poi col destro si appoggia da Longo, aggancio da rivedere, poi Romano riesce comunque a lanciare Gheie, preciso Gatta che quasi però sta facendo passare il pallone sotto. Adesso va, rilancio lungo di testa, la tocca Boeciu, poi Corsino cerca un tiro. Mister Boncore diciamo che si è un po' arrabbiato per questo tiro di Corsino, però era un tiro invitante, insomma quando la palla rimbalza così è un po' difficile non pensare al tiro perché rimbalzava tanto bene e lui ha pensato perché non provarci. Tanto giù lo scontro con Cerniglia, Capitan Portera è molto dolorante, sentiamo infatti le urla, deve entrare anche lo staff medico dell'Ascari Cefalù, un po' d'acqua. Nel frattempo la pioggia sembra quasi, non voglio dire aver smesso perché non vorrei insomma parlare troppo, però sicuramente è di meno rispetto a quella che invece c'è stata nei primi 40 minuti. Noi ci auguriamo che insomma possa smettere quanto prima, in modo tale da anche permettere ai giocatori stessi una facilità di esecuzione nel calcio che chiaramente sarebbe maggiore rispetto invece con la pioggia. Andrà Aiello con le mani, Costantino, Muzzo, Longo va giù, poi Romano cerca un rilancio lungo a cercare Gheie, poi Ortiz fa un grande lavoro, grande partita per il centrocampista, poi ora Ra di testa Corsino, poi Muzzo in anticipo, palla lunga, la controlla Ortiz come può, la controlla sempre molto bene, poi Mantegna, sbaglia il passaggio, Gatta con il sinistro appoggia dalle parti di Arena, la controlla magnificamente, poi porta a spasso Longo e si appoggia dito da Ortiz che non è mai un'idea sbagliata, Mendola prova a dargli fastidio, forse commette fallo e infatti è fallo. Poi siete davanti Mendola. Allarga le braccia che gli è quasi a dire ok, ma perché stiamo perdendo così tanto tempo? E andrà a lampo con il mancino, andrà sicuramente Longo per cercare gli inserimenti di testa, vediamo, e infatti cerca il secondo palo di testa, la tocca Muzzo ma sbaglia perché la va nettamente chiamata Di Salvo, infatti
forse dirà qualcosa al proprio compagno, poi traversone, non c'è nulla perché Cernia saggiamente si è messo con le braccia dietro la schiena per dire ok, qui non può esserci mai un rigore, ed effettivamente è così. Lampo la tocca, adesso sta crescendo il Lascari-Cefalù, sta invece diminuendo la giocata delle Misilmeri, palla lungo, muzzo di testa, poi Corsino e scivolata di Aiello. Questo tiro di Corsino stava quasi per diventare anche un assist in realtà, con Arena che ruba il pallone, poi Corsino, ma c'è una bandierina alzata, palla fuori e dunque tutto da rifare. Dicevamo, sta crescendo tanto il Lascari-Cefalù, invece diminuendo quella che è l'intensità del Don Carlo Misilmeri, che al momento era sicuramente in partita meglio rispetto alla propria avversaria, ma negli ultimi 5 minuti un po' sta faticando. Longo punta, poi bravo qui Arena, Muzzo in anticipo, nettamente, testa di Manfred, che però commette fallo, forse sbraccia un po' troppo. Avventura chiede il pallone, infatti il numero 2 prende qualche metro. Longo, credimi, contro movimento, Longo, al piedi, Minuto 44, vediamo quanto si giocherà ancora. Romano, Ortiz, testa di Aiello, poi Cernia lotta con Mantegna, scontro tra numeri 8, Gheie la controlla, la mette giù, cerca di fare salire i suoi, poi Lampo forse fa fallo, ma si continua per il diritto di gara, poi imbucata per Cernia, ma pallone direttamente regalato a Gatta, che molto tranquillamente serve Ortiz, ennesimo dribbling a centrocampo, che giocatore però, classe 2004. Poi Longo in anticipo, questa volta su Arena, fa un buon lavoro, Arena al momento mi sta dando veramente tanto fastidio, nel frattempo che gli va giù, scontro con Lampo, non c'è nulla ancora una volta, il signor Davola fa continuare. E sarà un minuto di recupero, dunque fino al 46esimo questo match. E poi giù Arena con Muzzo, non c'è nulla e Muzzo con forza va a prendersi il pallone. Chiedila, Longo! Andrà Costantino lungo, lascia lì a Muzzo invece. Cernia da play basso va a prendersi il pallone con Romano che invece si è un po' aperto come mezzala, l'anticipo di Portera, poi Gatta con il sinistro prova ad allontanare il pallone più che può, lo dà infatti a Muzzo che scatta, scambia con Mendola, pallone lungo, è buona la palla, buona l'idea per Manfred, ma ancora una volta lascia la propria area di competenza e poi con questa azione vince anche il primo tempo, risultato di 0-0, un primo tempo piuttosto divertente tra Don Carlo Misilmeri e Lascari-Cefalù. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo sul canale di Sportisi il secondo tempo in esclusiva della sfida. A dopo. C'è grandissimo rammarico perché chiaramente prendere gol all'ultima palla fa sempre male, non è la prima volta che ci succede quest'anno e quindi qualcosa che ci deve fare riflettere chiaramente, però devo dire che i miei ragazzi hanno fatto una grande partita al cospetto di una squadra forte che ha vinto le 12 partite precedenti non a caso, è venuta qua a Bagheria, ha dimostrato la sua forza. Come dici tu, c'è stata quella palla che poteva portarli in vantaggio. Nel primo tempo devo dire abbiamo avuto noi molte più occasioni, quindi là il primo tempo poi poteva finire il vantaggio per noi, non è così che è stato, quindi alla fine è venuto fuori questo risultato. Diciamo che loro oggi avevano noi chiaramente volevamo vincere per agganciarli, loro avevano il match point su questo campionato perché diciamocelo chiaramente, se avessero vinto probabilmente il campionato finiva qua. In realtà non è andata così, ci prendiamo questo pareggio, il campionato è ancora lungo. Chiaro che c'è grande rammarico perché prenderlo al 98esimo il gol non è bello, però fa parte del calcio e dobbiamo reagire, perché non è finita, ci sono tantissime sfide ancora molto importanti e dobbiamo ragionare partita dopo partita. Ripeto, l'obiettivo oggi era quello di agganciarli, purtroppo non ci siamo riusciti in maniera rocambolesca, però
Dobbiamo continuare a lavorare e a crederci perché le possibilità ancora ci sono tutte per poterle vincere questo campionato. Ci siamo noi, c'è ancora il Regina Mundi in corsa, è un campionato molto duro e ripeto, il Montelepre oggi ha fatto vedere perché viene da 10 vittorie consecutive, però noi assolutamente non siamo stati da meno e se c'è una squadra che esce chiaramente con rammarico siamo noi oggi. Aldo, purtroppo tutta la settimana abbiamo provato ad averlo in campo, ho fatto terapia tutta la settimana, però è dovuto uscire subito, praticamente dopo qualche minuto, quindi vedremo nei prossimi giorni un po' la situazione di pericolo. Al di là del derby, non derby, ora sono tutte finali e dobbiamo prepararle tutte allo stesso modo, con grande determinazione, perché ho detto ora ai ragazzi che il campionato non è finito e non dobbiamo avere alcun rimpianto. Questo campionato, tutte le partite sono dure, così come sarà dura per noi, sarà dura anche per il Montelepre. Chiaro che era la pressione passa tutto a loro, sono riusciti a portare il risultato positivo da Bagheria, quindi vediamo un pochettino come si metteranno le cose nelle prossime settimane. Punto d'oro che ci permette di continuare a volare e non atterrare sulla terra, perché i ragazzi hanno fatto ancora una volta una partita di carattere, di qualità, sono stati incommiabili in tutto quello che hanno fatto. Forse in alcuni frangenti potevamo fare qualcosa di più, però visto la forza dell'avversario, e qui voglio fare complimenti alla Bagheria Calcio come società, come tecnico e come direttore, perché hanno messo su una grandissima squadra alla quale auguro di andare in eccellenza anche loro, naturalmente a questo punto dopo di noi, in altre vesti, però glielo auguro perché è una società che ha una grande storia e merita sempre ragazze diverse. I miei ragazzi hanno fatto ancora una volta partita superlativa, lottando fino alla fine, e oggi il motto credo che sia quello più giusto: non moriamo mai. I ragazzi si allenano a 1.800 alla settimana e questo è il risultato. È un Montelepre che si allena con la consapevolezza di avere un gruppo che nell'arco dei mesi è cresciuto partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. È un Montelepre che ha comunque in organico tanta qualità, e questo un plauso va fatto alla società e a Piero Gatto, perché mi hanno messo in condizione di allenare un gruppo importante. È un Montelepre che sta volando ad ali spiegate e viviamo partita dopo partita, questa è la nostra forza. E oggi dicevo ai ragazzi che se oggi hanno la possibilità di vivere una giornata come questa, così importante, contro una società blasonata, importante, con una grande storia come il Bagheria, e ci stiamo lottando un primato, è solo grazie ai sacrifici, a tutto quello che hanno fatto da quando è iniziato, e quindi è merito loro. E quindi io ho detto di viversi e di godersi questa giornata, perché sembra strano, ma non tutti i calciatori o non tutti gli allenatori nell'arco della propria carriera possono vivere queste giornate. Molto spesso fai una carriera sempre nell'anonimato, dove lotti per metà classifica senza nessun tipo di ambizioni. Invece questi ragazzi quest'anno hanno costruito una stagione che rimarrà secondo me indelebile nei loro cuori per sempre, perché hanno creato un gruppo importante, un gruppo di amici, e questo è il risultato. Ripeto, mi auguro di continuare a volare, ma personalmente ho già la testa domenica all'Aspra, perché è una squadra fortissima, imbottita di grandissimi calciatori, da un ottimo allenatore quale Pagano, e quindi la mia testa è già domenica.
Siamo tornati live intanto per commentare questo magnifico secondo tempo della partita tra Don Carlo Missilmeri e Lascari Cefalù. Vediamo il primo ad entrare è Aiello, adesso anche Gheie, e a seguire tutti i componenti della formazione biancorossa allenata da mister Tommaso Napoli, che non vediamo al momento. Vediamo dov'è mister Napoli, non capiamo se è già in panchina, perché è con cappellino. Vediamo, sicuramente vediamo, conferma se effettivamente è mister Napoli, perché da lontano sembra di sì, con la barba sicuramente sembra lui, anche la fisionomia, l'altezza è sua, sì, sembra proprio mister Napoli, però col cappellino, insomma, non eravamo convintissimi della sua presenza lì, però crediamo proprio che sia lui. Nel frattempo arrivano invece tutti gli altri calciatori, accompagnati anche dal preparatore atletico Marco Carlino, sempre molto puntuale nel suo lavoro. Anche Zoom qui a parlare con Gheie, ve lo mostriamo. Manca invece la formazione ospite, che invece arriva in questo istante. Adesso ci saranno dei cambi? Probabilmente no, perché non abbiamo visto dei riscaldamenti, diciamo, particolarmente accelerati, diciamo così, perché sembrano dei riscaldamenti di gente che sicuramente entrerà in campo, però non seduta stante, quindi non ci aspettiamo al fischio iniziale del signor Tavola, ma ci aspettiamo forse nel corso della partita. Nel frattempo diamo anche qualche risultato di eccellenza, perché al momento il Partinico-Dace perde con il risultato di 5-0. Insomma, la dimissione anche di mister Abenante hanno sicuramente dato un po' di negatività. Infatti, da approfittarne al momento la Folgore Castelvetrano con questo 5-0. 0-0 invece uno scontro tra San Giorgio Piana e Marsala, scontro importante soprattutto in chiave classifica. A tempo Manfred e Corsino parlano i due. Noi siamo pronti per azionare anche il cronometro. Nel frattempo, durante l'intervallo non ha piovuto per nulla, e invece qua adesso sembra che qualche goccia inizi ad arrivare di nuovo. Insomma, credo che la pioggia aspetti soltanto il pallone si muova per iniziare a piovere. Allora, confermiamo che invece è Tommaso, mister Napoli. Intanto inizia anche il secondo tempo dunque di questa partita, con il rilancio lunghissimo da parte della difesa, poi è rimasto giù Orara e si vede anche il calcio di punizione. Dicevamo, confermiamo che mister Napoli, quello con il cappellino, l'avevamo visto bene, non eravamo sicuri, ma la fisionomia sembrava effettivamente quella. Confermiamo che invece era proprio mister Napoli, che quindi è stato il primo ad entrare in campo dopo la ripresa, quindi prima anche di Aiello. E dunque credo che negli spogliatoi abbia detto qualcosa ai ragazzi, perché bisogna sbloccare la partita il prima possibile, perché la Lascari Cefalù è una formazione che al momento è venuta qui al campo Giovanni Aloisio di Missilmeri per difendere anche un punticino che comunque in classifica, è vero, non muove tantissimo lì sotto, però in realtà può fare bene, perché dà sicuramente morale dopo la grande vittoria con la Parma con il risultato di 4-1. Punizione, schema, palla a liberare, poi Orara che però non ne prende il pallone, e dunque rimessa dal fondo con Di Salvo, che oggi è stato scelto e non è Zummo. Aiello, Longo, poi l'anticipo di Lampo, palla che passa verso Boeciu, che ha provato a prenderla. Orara prova a tenerla lui in campo, non ci riesce. Cerniglia, Mendola, palla in verticale, palla che passa, si può attaccare da quelle parti. Mendola mette dentro l'anticipo provvidenziale di Gatta, e questa era un'idea ottima, questo traversone in mezzo,
ma l'anticipo di Gatta è stato perfetto. Poi bisogna aspettare un attimo però. C'è infatti qualche cosa in barriera, all'interno dell'area di rigore, mischia, sarà calcio d'angolo, si cerca il secondo palo di testa, Aiello spizza, poi Corsino appostato sul palo, allontana come può, si alza il pallone, Romano lotta, poi la mette giù come può, Lampo che cerca di rilanciare i suoi compagni, poi senza battere lo stile, poi viene rilanciato nuovamente, poi sempre Lampo e poi sempre Cerniglia, 2 volte Romano prova di prima intenzione a fare scattare Manfred, però capisce tutto in anticipo, Cosentino in anticipo anche lui, mette giù la bandiera con il petto, poi il dribbling, lo stende questa volta Ventura, forse c'è pure un cartellino, vediamo. No, non c'è nessun cartellino per il numero 2, qui la Bardera, come avete visto, 2 volte è venuto bene su quella fascia e comunque ha creato una superiorità numerica, l'ha fatto precedentemente sul pallone e poi dato a Mendola che invece ha cercato questo traversone dentro, adesso invece è stato lo stesso la Bardera a puntare l'uomo e saltarlo, creando la superiorità numerica ma senza trovare in realtà un'azione continuativa perché è stato poi chiaramente atterrato e dunque calcio di punizione. Andrà Romano con il mancino, probabilmente un cross sul secondo palo, infatti sembra così, testa la tocca e poi parata di Ba, ci aveva provato a salire in cielo, forse Mendola se non abbiamo visto male, sicuramente chi abbiamo visto bene è stato il portiere Ba, Falì Ba, classe 2000, che volato in cielo, l'ha levata da sotto l'incrocio dei pali, che parata. Romano batte il corner, la mette bene Ba ancora in presa alta, molto attento il portiere, una grande partita da parte del portiere che cerca poi subito di servire il compagno Portera, che adesso si è spostato a destra, ma vediamo se è stato un caso perché dovrebbe tornare a sinistra. Ora cerca il dribbling, non si passa però con Cerniglia, poi riesce comunque ad avere la meglio Cerniglia, molto bravo a ringhiare su questo pallone, può puntare Ortiz, vediamo che Ortiz si è fermato ma lo attendeva, palla che passa sul longo esterno, Cerniglia la tiene in campo, c'è Lampo molto bravo perché la fa sbattere addosso alla tibia proprio di Cerniglia e guadagna una buona rimessa laterale. Qui molto molto bravo il giocatore dell'Ascari Cefalù che fa il massimo in questo caso e sarà quindi rimessa dal fondo con Falì Ba che attende l'arrivo di Lampo per poter probabilmente buttare questo pallone in avanti. Lancio in avanti, Boeciù anticipato, poi Gueye va alla Bardera, cerca di alzare un po' il baricentro delle sue azioni, non c'è riuscito, testa Costantino, poi Romano col mancino, non controlla Cerniglia ma c'è comunque Longo sulla pressione di Portera che infatti adesso si è riportato sull'out di sinistra, la sua fascia di competenza. Cerniglia, forse una tratta, anzi Manfred, poi una trattenuta piuttosto evidente da parte di Mantegna, Romano batte subito ma bisogna battere il calcio di posizione meglio perché la palla era forse troppo in movimento. Andrà Romano col signor Davola che fa indietreggiare anche i ragazzi di Mister Boncore, la Bardera. Lancio lungo, testa di Gatta, poi Orara, fa qualcosa di incomprensibile qui. Cerniglia, Mendola, lo spazio, forse anche per concludere, poi libera invece Gueye che guarda i compagni al centro, traversone, salta Manfred, poi non la tocca, favorisce comunque Longo che la controlla, vuole il dribbling e Portera molto bravo a rubare il tempo, ruba anche lo spazio, Longo però fa un intervento irregolare, forse qualche dubbio, forse tanta esperienza da parte di Portera che qui da capitano guadagna il calcio di punizione. Il terzino esterno classe 99 che con la fascia capitano al braccio ha fatto una bella giocata perché si è messo prima davanti a Longo e poi insomma quando Longo ha cercato di sfondare su quell'out lui è andato subito giù, questo per certificare la sua intelligenza calcistica, che sapeva che qui in questo caso l'arbitro avrebbe fischiato a suo favore perché da lì Longo lo tocca, lui va giù e calcio di punizione è fatto.
Cosentino, Manfred con il petto, forse Gatta si aiuta un po' con il braccio, poi palla un po' troppo profonda con Arena che non rischia nulla e va in rimessa laterale con la palla adesso verrà battuta dalla Don Carlo Misilmeri. Andrà la Vardera, rimessa lunga per lui, vediamo come va. Testa di Mendola, poi Manfred col petto, palla che viene allontanata, conclusione improvvisa. Parte di Longo, ci ha provato, infatti viene anche applaudito da Muzzo che da giocatore più esperto, non tantissimo perché in realtà è un classe 2001 ma c'è una buona esperienza, comunque va a applaudire il compagno per questo tentativo. E poi va a guadagnare forse un po' troppi secondi e infatti si lamentano un po', soprattutto capitano Cerniglia che dice qualcosa proprio al portiere. Qui è un po' rischiato anche il giallo. La Vardera nasconde il pallone, va verso l'interno, poi sbaglia, ma in realtà guadagna un calcio di punizione. Tra Cosentino, minuto 53 per chi si fosse sintonizzato in queste istanze, siamo già al secondo tempo chiaramente di questa sfida, 0-0 il risultato, ma molto molto bella. Adesso ennesimo calcio d'angolo per la Don Carlo Misilmeri che attacca, continua ad attaccare su quel versante. Alza il braccio la Vardera, quasi a dire ok ragazzi, chiamiamo uno schema, lo conoscete. Rimane giù Longo, rimane giù anche Cerniglia, così come Muzzo. Cross di la Vardera, stacca di Stagayè ma non la tocca. Poi Aiello è molto alto, si allarga un po', forse un po' troppo, poi traversone dentro, allontanato il pallone. Romano. E poi palla fuori. Quando siamo al minuto 54. Sono passati ben 9 minuti dall'inizio di questo secondo tempo. Continua a durare questo pareggio. Effettivamente Cefalù una squadra che fino almeno alla vigilia si presentava come il peggior attacco e la peggiore difesa. In attacco effettivamente non ha creato tantissimo, in difesa ha difeso veramente tanto tanto bene. Manfred mette una palla giù complicata, lo fa, poi con l'esterno vede la sovrapposizione, palla di ritorno, ancora si gira Manfred di ritorno, poi per Aiello, anzi per la Vardera, chiedo scusa, occasione sprecata, poi tanta rabbia anche per Mister Boncore. La Vardera, Romano alza il pallone in testa a Manfred, cerca di addomesticarlo ma è veramente tanto complicato. Cerniglia apre dalle parti di Longo, mette giù, poi cercato Gueye molto largo, Lampo con prima qualche problema col controllo, poi riesce a mettere giù, palla in verticale per Boeciu che è molto rapido, ma Aiello ruba il tempo e qui Boeciu invece lo stende dopo che gli è stata tagliata la strada. Intervento non cattivo chiaramente da parte dell'attaccante, però sanzionabile con un intervento irregolare. Cosentino, si lamenta un po' Cosentino, forse cercava qualche movimento che non è arrivato da parte dei centrocampisti o forse degli esterni. Aiello, Cerniglia cambia lato verso la Vardera, non l'aggancia, viene cercato veramente tantissimo, si sta giocando praticamente sempre su quell'auto di sinistra. Intanto è pronto anche un cambio, il primo della partita. Vediamo chi entra, vediamo soprattutto chi esce. Esce Longo, infatti esce da qui, davanti alla nostra postazione. Vediamo chi entrerà con la maglia numero 15. Entra Vito Sannasardo, giocatore dell'ex Marineo. Ha fatto un buon inizio di stagione proprio con la formazione proprio del Marineo. C'è anche però un altro cambio per il Cefalù in questo caso. E forse esce Capitane Portera, una gara però per lui. Ora vediamo anche con contezza di chi è entrato. Con la numero 17 Alessio Nicoletti, lui che è stato è stato l'ultimo acquisto in ordine temporale della campagna acquisti del Lascari Cefalù.
un ottimo acquisto vista la sua esperienza, nonostante sia un classe 2005, ha giocato con le giovanili della Salernitana, poi Castrovilla e Sciacca, insomma un acquisto importante. Vediamo come si comporterà. La prima in assoluto si è posizionato a centrocampo con Mantegna invece, che vediamo largo a sinistra nel posto quello di capitano e portiere. La fascia capitano dovrebbe essere andata forse a Ventura. A tempo ennesimo fuorigioco sanzionato. Eh sì, capitano è Ventura, effettivamente nella distinta c'era scritto vice capitano e difatti ma la fascia proprio a lui. Calcio di punizione, Costantino testa anticipato da Orara, poi prova a metterla giù Corsino, ma si è un po' addormentato perché qui c'è stato l'anticipo invece del suo diretto avversario. Nel frattempo si sono scambiati di lato anche la Vardera con Sanna Sardo, che dovrebbe essere messo largo a sinistra, con la Vardera a destra, forse per approfittare magari del cambio lì. Aiello va lui con le mani, cioè vicino a lui Costantino, ma non lo guarda, accorcia invece Cerniglia. Allontana come può Aiello, testa da parte di Ventura, poi l'anticipo di Orara, cerca di correre e poi Orara ancora anticipato perfettamente da Mendola, che sta facendo una grande partita in fase di interdizione, forse qualcosa in avanti deve pure farla, poi grande palla la fa adesso che gli salta il portiere, brutto fallo di Ba, e qui forse rosso, e infatti il cartellino è di colore rosso, cartellino rosso al minuto 59, rimane in 10 l'Ascari di Cefalù. Ba qui ha salvato un gol, però deve anche terminare prima la sua partita. Adesso inizierà la gara di Daniele Maggiore. C'è qualche cosa, forse però c'era una bandierina alzata. E qui bisogna capire perché forse c'era una posizione di fuorigioco. Ah no, ok. Aiello infatti è andato lì e ha fatto poi un cenno. Cerchiamo di capire perché adesso è forse fuori gioco. No, è rosso. E dunque no, è cartellino rosso ed espulsione, quindi per forse il migliore in campo Falibà, che aveva fatto diverse parate importanti, una su tutte su quel colpo di testa di Mendola. Diciamo, Mendola stava facendo una grande gara in difesa, forse qualcosina lì davanti doveva fare in più, e qui quando l'abbiamo detto lui subito ha creato quello spazio, quella palla intelligentissima per l'inserimento di Gaie, che ha saltato il portiere, un po' come contro il Marsala, in quel caso fece gol, in questo caso invece è stato falciato dal proprio avversario. Ha guadagnato un calcio di posizione dell'area di rigore, ma ha guadagnato anche un cartellino rosso e quindi una superiorità numerica che adesso può fare veramente tanto bene a Don Carlo Misilmeri. Nel frattempo l'Ascari Cefalù invece dovrebbe intervenire con l'ingresso di Maggiore. Vediamo al posto di chi? Al posto, in questo caso, di un attaccante, ovvero Justice Boiciu, classe 2006. L'attaccante invece entra in una classe 2008, cioè veramente ci sono tantissimi giovani in distinta per l'Ascari Cefalù, anche in realtà per Don Carlo Misilmeri, che difatti come over era soltanto Alessio Zummo. Poi c'è Sanna Sardo, Di Giorgi, Gambino, Messina, Fiorentino, La Paia, insomma tutti veramente giovanissimi. Davanti invece Cefalù in panchina Maggiore, che è appena entrato, poi Ruffino, Piraino, Mineo, Sireci, Nicoletti, Senè, Scavo, Leale, l'unico è Senè che è un classe 99, poi tutti gli altri che ho appena detto sono tutti classe tra 2005 e 2007, addirittura un 2008 che è appunto Daniel Maggiore, che adesso ha una grande chance. Vediamo chi batte la punizione, perché allora da qui la Vardera può far male anche il Romano col mancino, c'è pure Capitan Cerniglia che di punizione ne ha calciate e le sa calciare, però credo che vada la Vardera perché sta toccando il pallone, lo sta sistemando e credo che da lì vada soltanto lui.
Il fischio c'è stato, andrà Ivan. Lavardera va a basso, la parata respinta, perfetta di Maggiore. Che parata, si presenta così al match. Ha provato una conclusione bassa, non ci aspettavamo in realtà. Lavardera che ha provato la precisione, ci aspettavamo forse un tiro a scavalcare la barriera, così non è stato. Che parata di Maggiore che a freddo è entrato così. Poi c'è un cambio, dovrebbe entrare se ne forse al posto di Orara, vediamo. Esce difatti Orara, è anche un giallo per lui. Non aveva capito forse il cambio. Gongok Orara. Cambio, quindi dicevamo dentro se ne sarà calcio d'angolo, quindi con Lavardera lo specialista è molto alto, se ne lo vedete, e quindi per i calci piazzati può servire tanto. Lavardera vuole battere, aspetta soltanto che il dito di gara gli dia il benestare, ormai non si gioca da qualche minuto, arriva il fischio adesso con Lavardera, cross sul secondo palo, Costantino! E Maggiore forse l'ha toccata, Leviamo forse l'ha toccata, che parata di Maggiore, aveva staccato benissimo Costantino però. Va Romano con il sinistro sempre preciso, allontana il pallone, poi conclusione al volo, tentata da Cerniglia, respinta, poi sempre Cerniglia l'allunga, lampo in anticipo, poi però c'è una posizione di offside, sanzionata, fuori gioco. Nel frattempo Di Salvo dice, questa è una bellissima scena nel frattempo alla quale abbiamo assistito, con Di Salvo che dice ad Aiello di stare su Sene, di stare molto attenti. I due si sono guardati, Aiello e Sene, con il secondo Sene quindi che ha dato la mano al suo diretto avversario abbracciandolo un attimo. Insomma un bellissimo gesto tra i due giocatori. Poi invece Sene allontana un po' il pallone rischiando un po' il giallo, però ha fatto un bel gesto prima, quindi insomma lo perdoniamo, ecco, diciamo così. Romano gira il pallone dietro da cercare Costantino, che fa andato vicinissimo al gol. Cerniglia, Aiello, Costantino. Romano cerca la sventa in avanti, cercare Manfred, non trova nessuno. Poi passaggio sbagliato, l'anticipo di Lavardera regala però a Sene. Mantegna, può avanzare il numero 8. Ortiz, rilancio a destra, vede lo stacco, poi lotta un po' su quella fascia arena, guadagna la rimessa laterale, a terra Mendola si rialza. E con Nicoletti fermato, raddoppiato da Mendola, fa un grande lavoro, poi c'è un fallo. Del fallo in attacco, batte velocemente e poi verso il Romano. Si ferma un attimo, tanta qualità da parte del numero 4, Costantino. Lavardera. Romano. Mette giù Mendola, guarda i compagni, sceglie l'out sinistro, poi traversone, palla bucata e lampa allontana come può, poi Romano guarda la porta, cerca il tiro, Romano, dove l'ha messa, traversa gol e l'esultanza con i compagni, anzi viene qui sotto la nostra postazione e l'urlo da parte di Romano che fa un grande gol e qui l'esultanza, lettera A per Romano, abbraccio con Lavardera, faccio anche con i compagni, con Sanna Sardo su tutti, poi è festa Don Carlo Misilmeli che fa 1-0, che gol! Nelle scorse partite, in particolar modo con il Marsala, c'è andato veramente vicinissimo, più che mai Romano
questa volta l'ha fatto e l'ha fatto bellissimo, traversa gol, non può veramente nulla Daniel Maggiore, non può veramente nulla, lo ripetiamo, non può nulla, perché lì un pallone così non si prende praticamente mai. 1-0. E l'ha sbloccata al minuto 66, quindi Don Carlo Misilmeri con questa botta da fuori terrificante di Romano, poi scivola Mantegna e adesso è in 10 uomini la Scalciafolli, aveva resistito per 66 minuti, l'aveva fatto con grande qualità. Adesso però è pronto un cambio, vediamo chi entra ma soprattutto chi esce. Vediamo chi esce. Entra Antonio Ruffino, classe 2005, esce Corsino. Una buona gara per Corsino, ha faticato un po' di più nel secondo tempo, però. Uscito dall'altra parte, poi Aiello palleggia nel frattempo per non raffreddarsi. E poi Costantino un po' rimprovera il compagno, dicendo forse di tenere il pallone fermo, non palleggiare, ma stare. Un consiglio paterno, potremmo dire, di Costantino, giocatore classe 88. Invece Aiello in classe 2007, insomma, quasi 20 anni. Sono 19 quelli che si levano, insomma. Muzzo. Mendola. Va incontro Manfred. Sanchez Ortiz fa una buona giocata. Ventura cerca la palla in avanti, la controlla se ne come può, poi dà fastidio Romano, se ne torna dietro e serve comunque il compagno sull'alto di destra, arriva alle traversone, allontana Costantino come può, poi Cerniglia, rilancio lungo per fare correre Manfred, fare correre anche Gaye, ma questa volta non è andata benissimo però. Minuto 70 per chi si fosse sintonizzato in questo istante su canali di Sportissimi, mancano 20 minuti, ma credo che qualcosina da recuperare ci sia tra espulsione ma anche diverse interruzioni di qua e di là, cambi e cose varie. Credo che qualche minuto si debba recuperare, almeno un 3-4 minuti attualmente. Pallone lungo a cercare Manfred, l'anticipo Maggiore lascia anche rimbalzare il pallone un po' rischiando, perché il campo, ricordiamo, ha tenuto benissimo ma ha piovuto veramente tanto e quindi un po' rischioso. Ortiz scambia con Mantegna, non lo trova perché c'è Lampo, anche lui con il sinistro, Costantino con il ginocchio, avanza Sanna Sardo, si è visto poco nel suo ingresso nel secondo tempo, poi cross dentro, allontana come può, forse anche male, Mantegna, poi Lampo, anticipo di Romano ancora, guarda la porta, ci può riprovare e Maggiore questa volta mette in calcio d'angolo, ma Romano quando ha lo spazio deve calciare perché ha qualità e si vede. Sarà calcio d'angolo, quindi dovrebbe battere forse lo stesso Romano, infatti va lì un po' con una corsa lenta, ma è giusto. 71 minuti giocati per il centrocampista con tanta corsa, un gol, partita come sempre importantissima. Romano mette dentro Maggiore, non perfetto, palla che rimane lì e viene adesso allontanata, facile preda però di Capitan Cerniglia che vicino a lui vede Aiello ma preferisce andare lungo, testa di Mantegna, poi se ne Aiello in anticipo. Ortiz, fallo di Romano. Poi Gatta dice ai compagni che lo devono ascoltare, ha detto mi dovete ascoltare, devi prendere la palla e devi battere tu, parlando con Lampo. Insomma è un leader Gatta, lo sapevamo.
Ortiz, lungo un po' troppo forse, infatti facile peta di Salvo. Aiello. Non arriva Manfred, facile peta di Gatta. Anche lui con il sinistro per cercare Sene. Palla bucata da Aiello, poi Costantino mette una pezza. Non sbaglia mai Costantino. Gatta, buon lavoro. Adesso Nicoletti. Subisce fallo sotto gli occhi proprio del signor Giovanni Davola della sezione di Caltanissetta. Una buonissima interpretazione della partita da parte del direttore di gara, nessuna sbavatura. Credo che tutti i contrasti passibili di sanzioni siano stati dati. Insomma, un'ottima partita anche da parte della terna arbitrale, sempre molto molto attenta. Completato, ricordiamo, anche dal signor Armando Rando di Messina e il signor Enrico Oteri, sempre della provincia, sezione anche di Messina. Nicoletti prova la sventagliata in avanti sulla verticale, non ne trova però nessuno. Cerniglia vuole avanzare lui, il capitano. Lavardera, destro, poi sinistro. Manfred torna dietro saggiamente da Costantino. Muzzo, se lunga un po' il pallone, riesce comunque a servire i compagni, che gli ha anticipato da Ventura. Buon lavoro da parte del nuovo capitano dell'Ascari Cefalo, che poi in avanti trova Sene, ma il contrasto con Costantino è in anticipo, anzi con Muzzo, chiedo scusa, poi si lamenta un po' Costantino, però gioco fermo. Minuto 74 di gioco, non manca tantissimo, ma nemmeno pochissimo. C'è ancora praticamente tanto da giocare, 16 minuti al termine del match. Di Salvo, Cerniglia, Di Salvo, Costantino, Cerniglia, fascia da capitano al braccio per il numero 8, che adesso rilancia questo pallone per Manfred, palla che passa Manfred, maggiore però. Buona interpretazione della gara anche per il giovane portiere classe 2008 Daniele Maggiore, non ha potuto fare praticamente nulla su Romano, poi si è anche saltato sui tiri arrivati, uno dello stesso Romano, l'altro di Lavardera sul calcio di punizione, la sua prima parata tra l'altro della partita. Mantegna, Maggiore, passaggio un po' rischioso. Gatta, c'è largo lampo ma preferisce andare lungo. Costantino, anzi Muzzo, sentiamo anche tra calcio di punizioni. Gioco fermo, minuto 76 di gioco, 1-0 sempre il risultato. La decide attualmente la grande prodezza di Giuseppe Romano, classe, ricordiamo, va sempre ricordato, classe 2005, un under. Insomma, credo che di under così ad avercene è un capitale importantissimo per Don Carlo Misilmeri. Lavardera, Gheie lavora bene il pallone, vediamo se calcia verso la porta. Gheie esterno, palla illuminante per l'inserimento di Manfred. Questa è una grande palla di Gheie, però per sua sfortuna non termina tra i piedi proprio dell'attaccante numero 7 e dunque soltanto calcio d'angolo. Sarà quindi corner, vediamo chi batte, dovrebbe essere il solito Lavardera, infatti va proprio lui lì pronto a battere quando mancano poco più di 13. Gheie schema, Lavardera non va giù, sa che lì il fallo non glielo può dare, il direttore di gara molto vicino, e poi Romano mette in rimessa laterale. Nicoletti, poi si porta il pallone fuori, aveva fatto una buona giocata con quella finta di corpo, poi in realtà
un po' troppo all'esterno, che gli batte, rimessa un po' rivedibile. Romano, sombrero addirittura, poi con il mancino cambia sponda, lo fa con enorme classe la Vardera, guarda i compagni al centro, prova il traversone, allontana Gatta come può, lo fa anche bene, se ne cerca il pallone ma lo trova Aiello, poi scambio in difesa, Costantino, Muzzo. Oggi assente, ricordiamo, Capozzucchi, uno dei perni della difesa del Misilmeri per squalifica, un'assenza importante, ma stanno reggendo benissimo comunque. Cerniglia, Romano. Gueye cerca l'interno, buona giocata, prova lo scambio, palla di ritorno come può, si inserisce poi dentro verso Manfred, ci ha provato Sannasardo, è stato fermato in precedenza e dunque al minuto 78 sarà calcio d'angolo, mancano 12 minuti più qualcosa da recuperare. Frattempo vediamo anche contezza degli altri risultati con il Marsala che sta attualmente vincendo 0-1 contro il San Giorgio Piana, e questa non può che essere una notizia positiva per Don Carlo Misilmeri, per la classifica, anche se il Marsala comunque rimane sempre lì e di conseguenza tanto notizia positiva. In realtà forse poi bisogna guardare meglio la classifica e vedere gli scontri diretti, però ricordiamo che Don Carlo Misilmeri scenderà in campo contro il San Giorgio Piana tra 2 settimane. Prima c'è la sfida contro il Partinico Audace e poi lo scontro diretto con il San Giorgio, e lì insomma per fare sul serio per la lotta per il quarto posto, perché tra i primi 3 ormai sembrano essersi, non dico delineati, ma quasi, con Gela e Athletic Club Palermo per il primo posto. Invece al terzo posto sembra quasi sicura ormai lo Sciacca, anche se ci sono tante partite da giocare, ma la qualità della squadra maglia nero-verde insomma è importante. La vittoria di ieri contro l'Athletic Club Palermo un po' certifica proprio questo, vincendo in trasferta, insomma non un campo facile, l'Athletic che ha fatto veramente un campionato stratosferico, poi una piccola deviazione nel percorso ci può anche stare, la squadra rimane comunque fortissima per il campionato di eccellenza. Ortiz è anticipato qui, forse anche in maniera un po' ingenua, da un super Cerniglia, lavora il pallone molto bene con Sannasardo. Romano questa volta sbaglia per velocizzare, buon lavoro di Mantegna in ripiegamento difensivo. Ortiz, Lampo, rilancio dall'altra parte, poi di testa Mendola, buon lavoro difensivo, poi si arrabbia tanto la Vardera, voleva probabilmente un pallone in precedenza. Poi Sannasardo tocca ancora, intercetta, poi di testa si alza Mendola. Poi buon lavoro, qui va giù Nicoletti. Anzi no, chiedo scusa, era Ruffino. È andato giù Ruffino con una buona giocata. Qui si è incuneato. E anche subito il fallo. Sarà calcio di punizione. Calcio di punizione è stato importante per Don Carlo Misilmeri con la bella parata di Daniel Maggiore sul tiro di Lavardera, battuta bassa. Questa volta invece vediamo se andranno con una battuta alta, credo di sì, con Nicoletti che da ultimo arrivato in casa Lascari Cefalù si prende il pallone a dire ok, io qua voglio farmi conoscere e lo voglio fare con un calcio di punizione. Vediamo. Va Nicoletti, conclusione molto potente, anche precisa, però termina fuori con Di Salvo che non ha accennato neppure una parata, quindi forse non era tanto vicina dalla porta. Adesso andrà Di Salvo con Costantino che gli dice ok, vai tranquillo, prenditi tutto il tempo che ti occorre. Insomma, se tu dice Costantino credo che lui si possa anche fidare. Ne ha giocate tante partite importanti Costantino. Palla alta.
Poi direttamente da Mister Napoli, che serve il pallone a Mendola. Per Mister Napoli anche una buona carriera da giocatore. Licata, Foggia, anche in Serie A, presenze per l'attuale tecnico del Misilmeri. La Vardera può puntare destro-sinistro, sceglie il mancino, poi vede Gheie che si era staccato bene, poi si continua con una gamba piuttosto alta di Nicoletti, è fatto continuare il dietro di gara, però tutto da rivedere, però poi scivolata di Romano sul pallone, anche qui da rivedere però qualcosina, ma è rimessa con il Nicoletti che lascia la battuta a Ventura. C'è l'aggancio, prova a girarsi come può. Arena voleva anche un fallo, era vicinissimo l'occhio del signor Davola, che però ha detto continua, tutto ok, dunque si continua. Arena con il pallone tra le mani, rimessa un po' rivedibile, se ne fa un buon lavoro di fisico, ne esce bene con il destro, poi traversone, palla un po' smorzata, poi conclusione di Nicoletti, con Maggiore che dovrebbe aver detto giocala al compagno, dire non provare questi tiri, ma piuttosto fai girare la palla, che è sempre una soluzione migliore. Ricordiamo la prossima partita per l'Ascari Cefalù sarà invece contro la corazzata, contro l'Athletic Club Palermo, che vorrà sicuramente rifarsi dopo la sconfitta contro lo Sciacca nell'ultimo turno. Insomma, una gara molto complicata. Invece per il Don Carlo Misilmeri in trasferta contro il Partini Codacia, che nel primo tempo era sotto il risultato di 5-0. Adesso cercheremo di capire quale sarà il risultato. Vorremmo anche comunicarvelo, però vediamo se ci arriveranno qualche novità dal campo di Castelvetrano, dove la Folgore probabilmente dovrebbe essere ancora in avanti, perché aveva creato una differenza piuttosto importante. Partini Codacia che invece in settimana ha salutato il proprio tecnico mister Abenanti, che andrà di salvo a battere calcio di punizione, ma prima c'è un cambio. Vediamo chi entra e chi esce. Forse esce Romano, perché effettivamente sì, esce Giuseppe Romano, applaudito dai compagni in panchina. È un peccato che ci siano pochi tifosi, perché si meriterebbe tanti applausi per la prestazione. Adesso vediamo chi entra. C'è il cambio adesso, vediamo di chi si tratta. Con la numero 13 entra Loreto Fiorentino. Aiello, buono aggancio, si fa vedere Fiorentino, ma si preferisce andare da Costantino. Palla in verticale, la tocca e la controlla Mendola, poi la tiene in campo Muzzo, si gira Manfre, vuole lo scatto di Gheie, palla che passa, c'è la Vardera, Gheie forse in anticipo, Maggiore, poi la Vardera ancora, Murato all'ultimo, stava per fare il 2-0 al Don Carlo Misilmeri, ma non c'è riuscito. Ruffino, buon lavoro qui. Poi allarga e apre il campo magnificamente. Pallone poi in verticale, cercare se ne tipo di salvo. Si chiude a riccio, scortato anche da Aiello. Buona gara ancora del giovane classe 2007 Giuseppe Aiello. Per lui un gol importantissimo, quello nella sfida contro l'Athletic Club Palermo, un gol arrivato nei minuti finali, gol dell'1-1 dopo una gara con il vantaggio dell'Atletic, arrivato con il calcio di rigore. Intanto qui sbaglia di salvo con Ortiz, che forse è un po' troppo esterno. Vediamo se la porta verso l'interno. Sceglie infatti questa soluzione Nicoletti, tocco in avanti, bravo qui Cerniglia, poi in mezzo a due rischia tanto Ruffino, infatti commette fallo. Forse c'è anche un giallo, vediamo. No, nessun giallo. Poi Cerniglia, poi Gatta con Cerniglia, si dicono qualcosa. Anche Arena.
C'è un altro cambio fuori. Manfredo dovrebbe entrare Gambino al suo posto. E infatti è Gambino con la 22 di Kakà. Sì, per dirne uno. Aiello. Lavardera con Mantegna va verso l'interno, lo fa bene, poi tocco di Fiorentino, palla allontanata, Cosentino mette una pezza gigantesca quasi verso la porta e Maggiore blocca, tenendosi un po' con il petto. Avremmo commentato un gol impressionante. Minuto 88, ci sarà qualcosa da recuperare. Gatta sulla pressione di Gambino, si torna dietro però da Maggiore. Rilancio lungo da parte del portiere, saltano Senè insieme a Ruffino, poi il tocco a liberare, lo scatto qui ottimo da parte di Mendola, ancora una volta verticalizzazione importante su Gueye che ha la meglio sul difensore. Gueye guarda la porta, cerca il secondo palo, fermato, deviazione, calcio d'angolo. Era bella qui l'idea verso la Lavardera che si era effettivamente inserito ed era anche da solo, di conseguenza da lì con un facile tap-in probabilmente avrebbe anche trovato il modo per raddoppiare, ma provvidenziale qui l'intervento difensivo da parte del duo Ventura e Gatta che hanno evitato questo raddoppio. Insomma, potranno probabilmente buttarsi tutti in avanti per il secondo tempo, invece no, arriva il gol. Adesso Viocchi ha toccato per ultimo perché tutti abbracciano Lavardera con questo traversone e forse l'ha toccato Sannasardo per ultimo, ma non siamo sicurissimi. Fatto sta che però Don Carlo Misilmene ha fatto 2-0. Stavamo commentando come probabilmente l'Atletic si sarebbe buttato in avanti per trovare il possibile pareggio, ma adesso credo che i giochi siano veramente molto molto difficili perché arriva il raddoppio probabilmente con Sannasardo. Ora vediamo, cerchiamo di darvi conferma, ma dovrebbe essere Vito Sannasardo a fare il gol delle 2-0. Alle minuto 89, adesso si attende soltanto il recupero. Sono 5 minuti da recuperare, dunque fino al 95esimo si giocherà. Gatta, rilancio lungo, testa Senè, stacca altissimo, ma anche Cosentino, poi Fiorentino prende un calcio di punizione perché prende forse con il braccio addirittura, se non abbia visto male, il suo diritto avversario, in questo caso Nicoletti. Cerniglia si fa vedere Sannasardo, poi Aiello, adesso Cosentino, Sannasardo invece scende molto, adesso da play con l'apertura di Fiorentino da mezzala. Senè, Cosentino, Cerniglia, la controlla, c'è Lavardera, vuole un dribbling su Mantegna, gli riesce anche. Mendola, l'abbiamo visto tanto largo sul lato di sinistra in questo secondo tempo. Questo perché? Perché dopo l'ingresso in campo di Sannasardo è stato Mendola ad aprirsi come esterno sinistro, mentre invece come mezzala abbiamo visto proprio Sannasardo prendere il posto quindi di Mendola, in questo caso, che invece ha preso il posto a sua volta di Longo, con Lavardera invece dirottato sull'out di destra. Buon primo tempo per Lavardera, forse un po' più spento nel secondo, ma si è attaccato diciamo da un altro lato, perché si è attaccato un po' di più dal lato di Mendola in questo caso, con Gueye che infatti ha prima procurato l'espulsione di Ba e poi comunque è sempre stato molto pericoloso con delle azioni da sinistra verso destra, sfruttando le sue doti fisiche ottimali perché è tanto veloce, anche con ottime qualità tecnico-tattiche, insomma, dando un po' di fastidio alla difesa avversaria. Minuto 92, di salva allontana come può, c'è Mendola che lascia scorrere il pallone verso Gueye, ma c'è l'anticipo anche di Ventura. Adesso Mendola
Ancora Ventura, mette giù, però fuori gioco di rientro in questo caso da parte di Francesco Arena, classe 98, buona gara, soprattutto nel primo tempo, poi anche lui nel secondo, pochi palloni giocabili, insomma, che è un po' sceso di prestazione. Aiello, testa da parte di Gueye, palla che passa allo scatto di Gambino, c'è però l'arrivo anche di Maggiore. Pallone alto con Sene che la prova a spizzare di testa ma non ci riesce, stacca Cosentino, ancora Sene di testa, Aiello senza badare allo stile con una grande qualità anche oggi, anzi partita perfetta da parte delle giovani classe 2007, insomma ad avvercene dei giocatori giovani ma anche così pronti in questi campionati, Aiello sembra veramente uno di questi. La Vardea, Cosentino quando mancano 2 minuti e 120 secondi, quindi alla fine della partita, con il Misimeri che potrebbe, anzi dovrebbe tornare quindi alla vittoria, una vittoria che manca 2 partite fa in casa. Nel frattempo si chiariscono Ruffino e Cerniglia. Finta, prova a rientrare Gambino, buona giocata, calcio verso la porta, era quasi diventato anche un assist verso la Vardera, non la tocca, palla rimessa dal fondo, buona giocata però. Dicevamo, mancava un po' la vittoria alla Don Carlo Mesilmeri, che ha pareggiato l'ultimo incontro con il Casteldaccia. Maggiore, Arena, palla sulla sinistra per la velocità cercata di Gueye, palla fuori, sarà rimessa, mancano 40 secondi, poi finirà anche la partita con i 3 punti che si avvicinano sempre di più. Lampo, lui che non ha rischiato praticamente nulla, poi nel secondo tempo era stato ammonito nei primi minuti della prima frazione, poi qui si scontrano un po' Muzzo e Sene, palla su Di Salvo che la blocca adesso e forse con il suo rilancio potrebbe anche terminare la partita, in realtà no, perché manca circa 10 secondi, 15 secondi anzi. Fiorentino e poi va bene così, finisce la partita, vince la Don Carlo Mesilmeri con il risultato di 2-0 e questa è una grande vittoria perché dà morale dopo un periodo un po' complicato, un po' difficile, ma adesso si torna a sorridere e si torna a prendere 3 punti in casa davanti al proprio pubblico con una vittoria importantissima anche alla luce dei prossimi scontri che saranno, ricordiamo, contro Partinico Dace e poi nel scontro diretto con il San Giorgio Piana. Noi intanto vi ringraziamo per averci tenuto compagnia, come sempre qui da Marco Genduso è tutto, vi ringrazio e alla prossima!